risolto il problema appunto delle nazionalità, quindi nel periodo prebellico della prima guerra mondiale, e quindi così l'Ungheria arriva, nonostante il grande sviluppo culturale ed economico, arriva però al disastro, alla catastrofe appunto con la fine della prima guerra mondiale. C'è il tentativo con Károly Mihály di un tentativo di riaggancio, quindi al ritorno all'Europa, di riaggancio all'Europa. È così, sì? Sì, YMI, sì. E nasce appunto con la rivoluzione, anche qua abbiamo una rivoluzione all'inizio pacifica, poi c'è qualche non più pacifica, la rivoluzione delle rose d'autunno, in pacifica all'inizio appunto perché infilavano questi fiori, rose d'autunno nei cannoni, nelle fucine, nei campi di fucili, i fucili dopo la prima guerra mondiale. Poi comunque abbiamo anche manifestazioni, poi c'è all'inizio nasce pacificamente, come poi invece c'è un periodo un po' turbolento con manifestazioni, assalti anche nelle campagne, assalti dei contadini ai castelli degli ex grandi proprietari, eccetera. Quindi un periodo turbolento. Nasce, quindi viene con Mihály Károly, viene fondata la Repubblica Popolare, quindi già con Károly, prima di Béla Kun, e questa è la prima Repubblica Popolare, si chiamava proprio Repubblica Popolare, già i consigli, già prima quindi ancora di Béla Kun, i consigli eccetera, quindi già Béla Kun doveva già preparare. Democratica aveva già questo nome di popolare. Di popolare. Ecco, qui segue conseguenza quindi di quello che succedeva ai confini, l'avanzata dei rumeni che se ne fischiano di quanto veniva deciso a Parigi, e loro avanzano, occupano tutta la Transilvania, poi arriveranno fino a Budapest addirittura. Sì, ma in funzione anti-Béla Kun. In funzione anti-Béla Kun, dico Béla Kun va al governo non doveva essere un avvicinamento, perché doveva essere proprio il primo ministro Beringei, doveva lasciare il posto a un socialdemocratico, Zsigmond Kunfi, i patti erano quelli, Zsigmond Kunfi doveva assumere conseguenze della crisi. Qui su Béla. Sì, Béla. Kunfi socialdemocratico doveva andare al governo, socialdemocratico, e in conseguenza della crisi politica estera, quindi l'avanzata dei rumeni, l'ultimatum poi dato dai francesi agli ungheresi, Rumeni e Cecoslovacchia, l'Ungheria bolscevica. La Francia che ordina all'esercito inglese di ritirarsi, allora per questo motivo cade il governo Beringei, quindi cade la Repubblica borghese di Károly Mihály, e va non con un avvicinamento politico ma democratico, ma con colpo di Stato vero e proprio, e quindi si instaura quindi la Repubblica dei Consigli, dei Soviet, in cui Béla Kun è un commissario, non è ufficialmente, ma è lui quello che ha in mano, tiene le redini della Repubblica, che all'inizio un periodo nasce in maniera abbastanza pacifica anche la Repubblica di Béla Kun. In una seconda fase, abbiamo la fase del terrore rosso, quindi le azioni di alcuni esponenti, tipo Samueli e altre bande questi sono sempre di Béla Kun all'interno, quindi nella seconda fase di questo periodo del periodo della Repubblica dei Consigli, mentre contemporaneamente nasce appunto a Segede il governo controrivoluzionario di Károly, cui poi farà parte appunto Horthy. Quindi mentre a Budapest c'è la Repubblica di Béla Kun, il terrore rosso dall'altra parte, quindi a Seged nasce il governo controrivoluzionario che poi si trasferirà a Siófok, eccetera, ed è qui che viene appunto chiamato Horthy, arriva Horthy e si autonomina, perché lui che si autonomina entra nel governo controrivoluzionario, poi
si autonomina comandante dell'Armata Nazionale. E contemporaneamente quindi al terrore rosso, dall'altra parte abbiamo l'altra fase quindi in modo turbolenta con decine di migliaia di morti, una guerra civile vera e propria, con più che morti azioni veramente di saccheggi, ruberie, rappresaglie, sevizie ai contadini, conseguenze contadini che avevano assaltato i castelli, quindi la reazione contro i contadini, violenta contro i contadini, contro le donne, i villaggi che venivano rasi al suolo, le donne seviziate. Quindi, non voglio dire quello che appunto si facevano alle donne veramente per fare ribrezzo e far venire la pelle d'oca. Quindi la reazione bianca, appunto al terrore, e alla fine appunto grazie anche all'invasione rumena, i rumeni arrivano a Budapest e anche loro appunto poi razziano tutto quello che possono trovare, i vagoni carichi di tutto. Il generale americano Banhart è riuscito a fermare i vagoni carichi di quadri dell'University Museum, no? Del Museo delle Belle Arti, altrimenti portavano via i rumeni in Romania. Io non so, nel libro c'è anche l'elenco di tutti quanti vagoni ferroviari, quanto hanno trafugato i rumeni. Però in conseguenza dell'avanzata dei rumeni c'è la caduta del governo di Bela Kun, poi un breve governo cosiddetto sindacale di 7 giorni, e poi si arriva quindi all'era ottiana, il periodo che va nel periodo fra le due guerre, praticamente arriva proprio fino all'occupazione nazista dell'Ungheria. Otti che era ammiraglio senza mare, perché lui era ammiraglio della flotta austro-ungarica. Otti era stato, e parlava perfettamente il triestino, dicevano. Otti è stato quando riceveva l'ambasciatore italiano gli parlava in triestino perfetto. Otti è stato appunto, come ha fatto la scuola, quindi navale, qui è stato a Pola. Sì, a Pola c'era l'ammiragliato, c'era la base fino alla 45, anzi alla 43, c'era appunto la base navale, era a Pola e a Taranto. Per noi questo. Per noi sì, per l'Italia. Poi aveva ereditato l'ammiragliato. Esattamente, la base navale, c'era appunto a Pola e l'altra che tuttora è rimasta a Taranto, Pola non c'è più. Quindi Otti era a Pola e tra l'altro aveva a Pola James Joyce che gli insegnava l'inglese, aveva James Joyce come insegnante di lingua inglese. È un personaggio interessante, al di là delle sue... Sì, Otti è stato... Otti è stato, tra l'altro, è stato anche al servizio proprio diretto di Francesco Giuseppe, quindi ha fatto un periodo, prima ha viaggiato, è stato fino a Costantinopoli, in questo viaggiato in tempo di pace, ma poi appunto la guerra, ma anche prima in tempo di pace, ha girato quindi tutto il Mediterraneo e soprattutto si è fatto molti amici inglesi, ufficiali inglesi, motivo per cui Horthy non odiava Hitler per motivi appunto revisionistici, quindi ha dovuto l'alleanza con la Germania eccetera, ma Horthy non amava certamente Hitler, ma aveva così per la Germania, così qualche un po', non si può dire se aveva una grande simpatia per la Gran Bretagna, per gli inglesi. Ecco, quindi un fatto, primo. Secondo, anche per quanto riguarda gli ebrei, oggi la responsabilità sua non c'è niente da dire, per quanto aveva firmato 3 leggi razziali, in quella di Imredi, Telechi e Bardos, no? 3 leggi razziali, sempre più restrittive, fino ad arrivare alla terza. La prima limitava la partecipazione degli ebrei nelle corporazioni, nel commercio, nelle arti liberali, eccetera. Sempre meno, 20%, 6%, poi vietati non solo i matrimoni misti, ma qualsiasi rapporto, unione, sempre tra ebrei e non ebrei, quindi qualsiasi. Quindi questo senso ha seguito le direttive della RAI? Ha seguito le direttive
l'altro nostro personaggio, Gritti salta fuori, sì. ma è un personaggio veneziano, veneziano, despota tiranno, quindi poteva...